Ecco la situazione meteorologica. Si apre un periodo più invernale sulla Liguria, la discesa di aria fredda proveniente dai Baltici e Scandinavia ha valicato le Alpi e farà il suo ingresso sul finire della settimana dalla Valle del Rodano, con una possibile fase perturbata ma ancora da confermare. Nel corso del pomeriggio cielo sereno poco nuvoloso con transito di velature sulla costa, mentre sugli Appennini del centro-ponente potrà esserci della nuvolosità bassa. Venti forti dai quadranti settentrionali, raffiche anche superiori ai 50-60 km/h sugli sbocchi vallivi di Genovese e Savonese centro-orientale. Mare stirato sotto costa molto mosso, localmente agitato al largo, temperature in diminuzione specialmente nelle vallate interne e non andranno oltre i 17 gradi anche sulla costa. Attenzione ad un calo sensibile delle temperature nelle aree interne in quota dopo il tramonto, con valori poco sopra lo zero termico negli entroterra. Per domani, mercoledì 19 novembre, la Limet prevede l'ingresso di correnti più umidi nel pomeriggio che favorirà un netto aumento della nuvolosità sulla costa ma anche negli entroterra. Deboli piovaschi intermittenti non sono esclusi nelle valli interne del Levante, cieli molto nuvolosi e coperti altrove con qualche schiarita possibile sull'imperiese occidentale in tarda serata. Possibilità per qualche fiocco di neve sul comparto delle Alpi Liguri al di sopra dei 1000 metri. Venti forti da nord in mattinata sul settore centro-occidentale e sulle creste appenniniche. Rotazione ai quadranti meridionali nel pomeriggio a partire da Levante. Mare stirato sotto costa poco mosso, localmente mosso al largo. Le temperature saranno in ulteriore calo nei valori minimi, gelate diffuse nelle aree interne, valori sotto i 10 gradi in costa. Le massime stazionario in lieve calo sul settore centro-occidentale e sui versanti padani.